Rigettato il ricorso proposto da 22 lavoratori contrattisti ai quali l'amministrazione dell'ASP aveva ridotto l'orario di lavoro da 36 a 20 ore settimanali, prorogando però i contratti a tutto il 2015. Il giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento si è così espresso condannandoli al risarcimento delle spese processuali. L'adozione dell'atto deliberativo, scrive il direttore generale Ficarra, rientrava nel piano di contenimento della spesa che ha investito tutti i settori dell'azienda, compreso il personale a tempo determinato. La stessa Corte dei Conti, con proprio atto, aveva deliberato la legittimità alla riduzione della spesa del personale, rilevando nel contempo un eccesso di spesa per quanto riguardava il personale a tempo determinato di questa azienda. In tal senso, in osservanza a quanto ribadito dall'organo giurisdizionale di controllo, l'azienda a suo tempo aveva concordato un piano di rientro della spesa con l'assessorato alla salute. Ma buone nuove sul fronte del lavoro. Per 42 lavoratori contrattisti dell'ASP 1 con la qualifica di ausiliari si aprono le porte della stabilizzazione dopo decenni di precariato. Lo scorso 13 maggio, infatti, l'assessorato regionale alle politiche sociali ha finalmente fornito le dovute indicazioni autorizzative al direttore generale dell'ASP Salvatore Ficarra. Giunti a questo punto, spiega il vice segretario regionale del sindacato FIALS Amedeo Fuliano, non c'è nulla che impedisca la stabilizzazione di questa prima tranche di 42 lavoratori contrattisti, per cui siamo certi che il direttore Salvatore Ficarra disporrà affinché si proceda all'immediata immissione in ruolo dei lavoratori interessati. Si realizzerà così, auspichiamo in tempi brevissimi, la prima fase del processo di stabilizzazione intrapreso da questa amministrazione. Le cucine eccetera, da qui a breve tempo ripartono tutte e vengono regolarizzate.